In Veneto fa tappa Schio. Mercoledì 5 dicembre si è svolta presso il Lanificio Conte la Dunata dell'Innovazione Culturale, evento organizzato da Conform Scarl per presentare il progetto Fabricaltra, rigenerazione culturale di spazi industriali per l'innovazione sociale, che attraverso linguaggi ed espressioni diverse ha permesso di confrontarsi sul tema della rigenerazione urbana fondata sulla cultura. I partecipanti hanno seguito il meeting all'interno degli spazi rigenerati come la Fabbrica Alta ed il Lanificio Conte di Schio. Il filo rosso dell'iniziativa è l'innovazione artistica, rigenerazione di ambiti dismessi partendo proprio dalla fabbrica di Schio, che 150 anni fa ospitava uno dei più grandi opifici locali ed ora necessita una rivisitazione al passo coi tempi, grazie ad idee e tecnologie moderne. Il primo intervento della mattinata è dell'anima del progetto, Fabrizio Panozzo, del Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari. I risultati che ci aspettiamo sono quelli di un'attivazione sociale e di una innovazione sociale. Non è tanto un problema, l'abbiamo detto anche oggi nel kick-off, il problema non è lo stato fisico di questo bene culturale, non è la finestra rotta, non è l'acqua che entra, il problema sono le idee, sono le volontà, i desideri delle popolazioni locali che deve avere la voglia, la pulsione, la necessità di andarsi a prendere quello spazio per portare dentro delle iniziative economiche e sociali che altrimenti non ci sarebbero o non sarebbero uguali se non fatte in quello spazio. Quello che noi considereremo un successo è che si attivi questo, quindi non siamo qui e questo progetto non serve a ristrutturare la fabbrica, di fabbriche ristrutturate per diventare fabbriche di cultura ne abbiamo fin troppe, non vogliamo aggiungere questa, vogliamo partire dai progetti, dai processi, dai desideri e se questi ci sono consegneremo anche una progettualità che può essere contenuta in uno spazio rinnovato. Parlare di Schio nella sua fabbrica con idee di project work è una vera esperienza, molto più di un progetto formativo. Questo è il commento di Simona Bocchino di Conform, società che da 20 anni si occupa di consulenza e formazione ma anche valorizzazione del territorio. Nel pomeriggio, accompagnati dagli artisti del teatro Potluck, gli ospiti dell'evento hanno potuto assaporare come gli interventi artistici possono innovare fabbricati abbandonati. Sempre nel pomeriggio, presso il Teatro Civico di Schio, è andato in scena lo spettacolo 20.000 leghe sotto i mari. Le prossime tappe del percorso territoriale di coinvolgimento saranno a Padova, Treviso e Venezia.